Mitragliati dai raid dei banditi al punto di valutare di abbassare le serrande e chiudere una delle realtà produttive più importanti del polo industriale di Brindisi. È stato proprio Renzo Scandiuzzi, imprenditore di Volpago del Montello con aziende anche a Pergine, Valsugana e appunto in Puglia, ad andare di persona negli uffici della polizia e chiedere aiuto, spiegando che davanti ad una simile escalation non aveva alcuna soluzione se non quella di chiudere l'attività. Guardi, negli ultimi anni abbiamo subito 37 furti. Questa notte i poliziotti hanno chiuso il cerchio dopo mesi di indagine sgominando una banda composta da 18 persone. Tra loro ci sono anche guardie giurate e dipendenti della stessa azienda Scandiuzzi. A finire in manette quello che era considerato il numero 2 dello stabilimento. Al di là dello stipendio di un certo tipo, era riconosciuto anche come uno degli uomini azienda. La Scandiuzzi, che si occupa di progettazione e realizzazione di strutture in acciaio, ha a Brindisi uno tra gli stabilimenti più importanti del gruppo. Proprio in Puglia vengono preparate le commesse destinate all'Iraq. Dopo quanto è successo, spiega il patron, valuteremo quali dipendenti di fiducia mandare a Brindisi. E purtroppo mi hanno fatto vedere i video che avevano fatto e insomma sono rimasto un po' così. Infatti da un periodo noi avevamo l'azienda Brindisi che non produceva più con gli standard di fino a un anno fa e ultimamente avevamo deciso di sospendere la produzione. Pesantissime le ipotesi di reato per gli arrestati che vanno dal furto alla ricettazione dei materiali sottratti.